Regione chiede a tutti i candidati del Parlamento di firmare un impegno a fermare le aperture domenicali della grande distribuzione. Don Enrico Torta dice che i consumatori ormai sono come zombie. Agghiacciante proposta di Massimo Rossetto, giardiniere di Scorzè, disoccupato da anni, in cambio di una casa sono disposto a cedere un rene. Arrestato un 43enne ex dipendente dell'azienda di Caorle, secondo i carabinieri fu lui a incendiare la stessa azienda per vendetta nel settembre dello scorso anno. Questa volta a ribellarsi non sono gli italiani ma gli stranieri che lavorano onestamente nel quartiere Piave, sono stanchi dei continui episodi di degrado e criminalità a Mestre. 100 appartamenti e un mega centro commerciale a San Francesco della Vigna al posto del cortile della scuola, ma gli studenti veneziani non ci stanno e organizzano un corteo. Per il problema della casa solo le briciole nel bilancio comunale 2018 e il PD attacca il sindaco Brugnaro. Meno di un anno alla fine dei lavori dell'M9, le immagini in anteprima del nuovo museo del Novecento che cambierà il volto di Mestre, restituendo alla città spazi inaccessibili da decenni. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre parlando ormai a ridosso delle festività natalizie e delle polemiche sulle aperture festive e domenicali, con la mossa della Regione per arrivare a chiudere i centri commerciali durante le feste e almeno durante alcune domeniche. Fermare a tutti i costi le aperture domenicali di negozi e centri commerciali. L'obiettivo dichiarato della Regione Veneto passa dal documento diffuso nelle scorse ore, un atto d'impegno che si chiede di firmare a tutti i candidati alla carica di deputato o senatore alle elezioni politiche di marzo, indipendentemente dall'orientamento di partito. C'è una norma nazionale che ci impedisce di intervenire direttamente, però io spero che si riesca a far ragionare a livello nazionale questo governo affinché si modifichi la norma e comunque si vada avanti per questa strada. Nel documento si ricorda la liberalizzazione arrivata nel 2011 col cosiddetto decreto Salva Italia del governo Monti, che secondo la Regione ha inciso negativamente sulla competitività dei piccoli esercizi commerciali, con ricadute negative sia sotto il profilo occupazionale sia a livello sociale, creando un effetto disgregante sulle famiglie. Ai candidati parlamentari si chiede tra l'altro di votare al Senato la legge già approvata dalla Camera che prevede un minimo di 12 giornate di chiusura domenicale e festiva nel corso dell'anno. L'iniziativa suscita il plauso del parroco di Dese Don Enrico Torta, da anni impegnato in una battaglia culturale e politica contro le aperture domenicali. Più noi diamo possibilità alla gente di poter non investire in rapporti familiari, personali, culturali, più la gente pian pianino la blocchiamo, la iberniamo e diventano zombie. È una forma di omicidio della nostra gente. Allora, una vicenda di crisi e di disperazione, la vicenda di un pensionato di Scorzè che è disposto davvero a tutto pur di ottenere una casa. Io do un rene a chi ha bisogno per un tetto. La speranza di una vita per la speranza di un tetto. Semplice e agghiacciante la proposta di Massimo Rossetto, giardiniere di Scorzè. Durante gli ultimi anni di crisi economica ha fatto sempre più fatica a trovare lavoro, fino a perdere la sua casa e diventare un senza tetto. Attualmente vive ospite nel garage di un amico, ma il 31 dicembre dovrà abbandonare anche questa sistemazione di fortuna e la disperazione lo ha portato a voler monetizzare l'unica cosa di valore che gli è rimasta, un organo del proprio corpo. Penso che uno che sia in difficoltà di tornare a avere una vita normale pensa che non abbia un prezzo, il prezzo se lo faranno loro. Un piccolo casolare, che sia vivibile, acqua, luce, e dopo mi arrangio io di mettere a posto tutto. In alternativa assicura è disposto ad accettare qualsiasi lavoro. Non mi sento vecchio, mi sento ancora giovane in forza. Il lavoro posso svolgerlo. Se c'è qualcuno che adesso ha bisogno di manodopera nel periodo invernale dove io sono fermo, se può darmela, sono qua. Proposta immediatamente raccolta dal presidente degli industriali veneziani Vincenzo Marinese, perché sostiene nel nostro territorio per chi ha voglia di lavorare, non è vero che non ci sono possibilità. Il discorso rientra nella città metropolitana di Venezia, vuole che non troviamo un'impresa, dipende da lui, dipende solo da lui, perché il lavoro c'è, bisogna vedere se si ha il sacrificio del lavoro, che sono due abbinamenti difficili da abbinare. Adesso la cronaca poco più di un anno fa, un'azienda, fiamme in un'azienda di Caorle, ora è stato arrestato il responsabile e si scopre che è l'ex dipendente di questa stessa azienda.
25 settembre 2016. Un violento incendio risultato da subito doloso distrusse l'area del capannone della Femar, 1000 metri quadri di stabile, una mattinata di paura per i lavoratori dell'azienda di stoccaggio. Dopo oltre un anno di indagini serrate da quel rogo, i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia hanno individuato il responsabile. Si tratta di un ex dipendente della stessa azienda, Teodoro Iaia, brindisino di 43 anni, già aggravato da precedenti di polizia. L'uomo è stato arrestato. Secondo gli investigatori, a causa di un credito vantato nei confronti dei soci della ditta, il 43enne avrebbe deciso di vendicarsi appiccando le fiamme sia alla struttura che ad un veicolo commerciale dell'azienda stessa. Non solo, ma quel giorno asportò anche numerosa refurtiva consistente in costosi utensili aziendali da lavoro. L'uomo, il 25 settembre del 2016, fece irruzione nello stabilimento, coadiuvato da un complice, un rumeno 47enne deceduto quest'anno nel mese di giugno, anch'egli originariamente colpito dalla medesima misura cautelare in carcere. Si è chiuso insomma il cerchio su un giallo che aveva lasciato sotto shock i lavoratori che mai avrebbero potuto pensare che a causare quel disastro fosse stato un dipendente. Allora torniamo a parlare dello spaccio e del degrado in via Piave e dintorni, perché ora anche alcuni commercianti stranieri si ribellano a tutto quello che vedono ogni giorno. La situazione qua sta peggiorando, ormai è già stato così da anni è così, però adesso sta peggiorando, perché è una cosa che noi dobbiamo cercare una maniera di fermare, perché sta rovinando tutto. Ogni giorno qua ci sono lasci di bottiglie, litigi, sangue sulla strada, i bambini guardano dalla finestra, quindi non so cosa spieghiamo a questi bambini. Magari un bambino di 6 anni, 8 anni che vede le persone che tirano i pugni. Quindi per quello che abbiamo detto, questa cosa deve fermarsi. Questa volta a parlare non sono gli italiani, ma i cittadini stranieri che in via Monte San Michele a Mestre ci lavorano, hanno le loro attività e anche loro sono stanchi dei continui episodi di degrado e criminalità. E anche il casino, chi che sono rabbia, potti bottiglia spoccano intera, fai tutte cose, anche quando gente vuole venire a comprare qualcosa. Io ho molto paura, anche qualche volta quando succede qualcosa, sempre io chiudo il mio sì, sempre, ogni volta. Troppo casino, tutta gente fuori strada, fumo, casino, bevi, non va bene. Per tutti, anche tanta gente ha paura di passare qua per le compra qualcosa. E voi così non lavorate? Sì, meno tanto lavoro, un giorno, così. Per questo anche loro, vittime della criminalità, hanno fondato l'associazione Zero Degrado, la cui targhetta viene indossata come una collana dagli attivisti. Siamo sempre stati contro questa cosa, quindi abbiamo provato, magari le forze di ordine stanno anche provando, quindi vogliamo dare una mano per quello che noi abbiamo fondato questa associazione Zero Degrado, oppure i cittadini sono coinvolti già perché erano con noi ieri. Tutti vogliamo dare una mano per sistemare questa cosa in qualche maniera. Aiuto noi, dire polizia, quando qualcuno di nostra associazione chiama, loro vieni subito. Per quello è una cosa importante. Un segnale forte proprio da quei cittadini che a volte ingiustamente vengono considerati poco onesti per il colore della loro pelle. E ci sono tantissimi stranieri qui che sono bravi, che lavorano, che hanno le loro famiglie, che non vengono anche in questo posto per questo problema qua, perché non vogliono essere visti qui. Io sono un nigeriano, quelli che fanno problemi qui sono nigeriani e noi non siamo così, anche a casa nostra non possiamo fare così. Da una protesta a un'altra, ma qui parliamo della lotta eterna ormai tra turismo e vivibilità per i residenti di Venezia, una lotta che si arricchisce di un nuovo capitolo con degli studenti. 100 appartamenti e un mega centro commerciale nell'area degli ex gasometri a San Francesco della Vigna, nel sestiere di Castello, a ridosso delle scuole Benedetti, Tommaseo e Sarpi. Il progetto di un'agenzia immobiliare approvato dal Comune nel 2014 si estende anche agli spazi attualmente occupati dal cortile esterno degli istituti scolastici e gli studenti sono pronti a far sentire la loro voce.
Come scuola avremo svantaggi perché vengono presi gli unici spazi aperti a noi disposti e perché ci servirebbe in quella zona una palestra magari utile agli studenti stessi. Ma la realizzazione di questo grande progetto privato non ci riguarda solo in quanto studenti, spiegano i ragazzi, è soprattutto come cittadini veneziani che vogliamo impedire la creazione di un nuovo centro di sfruttamento della città a fini turistici, visto che sulla destinazione di quei nuovi alloggi non esiste al momento alcun vincolo. Di sicuro noi cittadini abbiamo bisogno di un altro polo turistico che vada a contribuire a questo processo che sta rendendo di Venezia un parco tematico invivibile per i residenti. Rivendichiamo piuttosto l'edificazione di strutture utili alla cittadinanza. Gli studenti hanno quindi organizzato un corteo in partenza da San Polo alle 9 di mattina. Noi sabato andiamo a manifestare sia come cittadini che come studenti insieme a molte associazioni per rivendicare questo nostro diritto della palestra, ma anche il nostro diritto a restare e vivere nella città di Venezia con degli edifici pubblici. E sempre i residenti del centro storico sono al centro delle critiche del Partito Democratico al bilancio in discussione da parte del Consiglio Comunale. A Caffarsetti fervono i lavori per il bilancio di previsione 2018 che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare la prossima settimana. Secondo il PD la pecca principale del piano di spesa riguarda la residenzialità, che sarà il centro del più corposo tra i molti emendamenti che verranno presentati dai democratici. Su 227 milioni di euro, appunto, di cui 180 sul trasferimento del governo nazionale di centro-sinistra, ebbene per la casa, per la residenza, per il diritto, soprattutto per chi insomma non ha i soldi per comprarsi le case ad alti prezzi, c'è solamente 1.700.000 euro. 900.000 euro saranno destinati alla terraferma e appena 800.000 alla città antica. Il problema dell'aumento dei canoni d'affitto a causa della pressione turistica è ormai fuori controllo, argomenta Andrea Ferrazzi, e il tema dovrebbe essere al centro di un importante intervento correttivo da parte del Comune. Preporremo un emendamento per portare svariati milioni alla casa, alla residenza, per mettere a posto per esempio quelle centinaia di appartamenti di proprietà del Comune di Venezia che devono essere date alla gente, soprattutto quella in difficoltà economica, non solo ma anche a costoro, e in modo tale che tutti questi appartamenti possano essere messi a norma in breve tempo e messi appunto nel mercato delle nostre persone. La legge sul biotestamento approvata ieri dal Parlamento continua a far discutere, e se il Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, parla di un errore della politica, molti cittadini invece sono d'accordo con la nuova norma. È stata approvata questa legge sul fine vita in cui insomma, ciascuno potrà decidere cosa fare di se stesso in certe situazioni, lo trova giusto? Sì, la trovo giusta, anzi penso che fosse molto attesa, specialmente da persone un po' in età come me, che cominciano a pensare insomma, al loro futuro e anche alla fine, che sia un po' più dignitosa possibilmente. Nei limiti sì. Penso di sì, che sia una cosa giusta e utile per tutti, anche per i doni a vita. Sono dell'avviso che di nascere non si può decidere, ma come finire sì, mi sembra giusto. Ma per quelli che sono veramente malati io dico di sì, perché ho visto persone che sono alla fine e devono stare lì mesi e mesi, perciò dico che va bene, per scelte, bisogna però controllare bene. Che farei anche a me se avessi mesi piuttosto ridotto, se mi riduco malamente, sì. Secondo me non trovo giusto il fatto che bisogna pensare che creare una legge apposta, è come se lo Stato dovesse decidere chi può farlo, quando, perché, ci sono delle regole per farlo. Penso che comunque se uno lo volesse farlo lo avrebbe potuto fare anche senza una legge sul biotestamento. Magari secondo me poi non pensi alla tutela dei familiari o a come loro possono reagire a un lutto e quando perdi una persona che ami, cioè è diventato come va bene, non bisogna bere quando guidiamo, facciamo una legge apposita, però trattare della morte è un altro paio di maniche, ecco. Adesso la pubblicità, poi vedremo in anteprima le immagini del futuro M9 a Mestre.
Rieccoci in studio in diretta al telegiornale di Venezia e dunque conto la rovescia, tra meno di un anno l'M9, il cosiddetto Museo del Novecento, sarà pronto e Mestre diventerà tecnologica e all'avanguardia. Vediamo. Esattamente il 1° dicembre del 2018 faremo l'inaugurazione di M9, che è una piccola città al centro di Mestre. Un'inaugurazione che sarà molto bella, anche probabilmente durerà più di un giorno, in cui apriremo tutto lo spazio, dal museo multimediale del XX secolo italiano all'Innovation Retail Center con gli altri negozi sparsi per il distretto. 110 milioni di euro per dare vita al Museo del Novecento. Mestre recupererà gli spazi inaccessibili e scoprirà di poter essere città all'avanguardia, coinvolgendo con la sua eco anche Venezia. È un posto unico non soltanto per Venezia, ma direi per tutta l'Italia. Le persone che adesso sono così appassionate di Venezia, e ovviamente sono molto appassionate di Venezia per la sua bellezza, qui hanno anche un'altra cosa, di coinvolgimento, è un luogo di coinvolgimento. L'M9 sorgerà in un'area di circa 10.000 metri quadrati e diventerà una piccola smart city. Un'isola è composta da 5 elementi, che sono il wifi a larghissima banda gratuito, i totem telematici per avere tutte le informazioni tramite l'interazione touch con questi display sia su M9 sia sulla città di Venezia, per i turisti e per i cittadini, le panchine intelligenti dove è possibile avere non solo l'illuminazione wifi ma anche la ricarica dei dispositivi, telefoni, computer, le telecamere intelligenti dove quindi si ha la protezione di sicurezza ma anche l'assistenza sanitaria, perché vi è quindi questo monitoraggio collegato con i centri medici, e infine le biciclette elettriche, che sono un po' il fiore all'occhiello, perché sono i parcheggi, gli stalli dove non solo è possibile parcheggiare ma anche ricaricare le batterie delle biciclette. Dall'alta tecnologia alla tradizione, quella dei presepi, come sempre in sovraimpressione le modalità per chiamarci oppure per scriverci oppure per inviarci un video dei vostri presepi oppure appunto per chiamarci, e noi verremo da voi per riprendere la vostra natività. Allora vediamo dov'è la tappa di questa sera a Venezia. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo 20:10 questa sera dopo il telegiornale di Treviso per parlare, ospite in studio, con il noto psichiatra e scrittore Paolo Crepè. Ci parlerà di questo nord-est al tempo stesso coraggioso e fragile, al centro anche del suo ultimo libro. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Tempo in prevalenza buono sulle nostre regioni, ma decisamente più freddo. Attendiamoci dunque un brusco calo termico. Vediamo il dettaglio del 16 dicembre. Sul Veneto tempo in deciso miglioramento per l'ingresso di venti più freddi settentrionali. Al mattino possibili veloci piovaschi sulla pianura centro-meridionale e lungo le coste, poi cielo parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, valori minimi tra -1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia.
Al mattino occasionali ma veloci piovaschi sui settori meridionali e sulla Venezia Giulia, poi cielo che si presenterà sereno e limpido su tutto il territorio e anche in questo caso ci sarà l'ingresso di venti settentrionali. Temperature massime previste tra 8 e 9 gradi, minime a 1-3 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui il tempo sarà in miglioramento su gran parte del territorio con cielo sereno e terso. Soltanto sui confini alpini esteri si attendono nevicate diffuse fino a valle. Temperature massime previste intorno ai 4 gradi, minime tra -7 e -3 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati da nord. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.